Era attesa a Venezia per il carnevale, ma poi la loro presenza saltò, forse anche per le tante polemiche sui social. Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, però, non hanno tradito i fans e sono arrivati puntuali oggi alle 12:15 in Arsenal Excelsior. Uno sbarco da divi per Chiara Ferragni, domani passerà il suo film nella sezione Confini, e il marito, il cantante rapper Fedez. Oggi la mostra ha tributato un'ovazione a Vincenzo Mollica, cui è stato assegnato il premio Bianchi a poche settimane dalla pensione. Mollica è chiamato il presidente della mostra e non a caso a rendergli merito ci fossero alla premiazione il numero 1 della Biennale Paolo Baratta e il direttore della Kermesse cinematografica Alberto Barbera. Quando c'è un bel festival come quello che è stato organizzato quest'anno e la selezione che ha fatto Alberto Barbera, davvero straordinaria, l'organizzazione del presidente Baratta che è perfetta come sempre, devo dire che è un festival in cui poi i film ti parlano, è una cosa bellissima quando un film rimane nella tua testa e ti continua a parlare, quindi l'hai ascoltato, l'hai visto e l'hai percepito per quello che è, per il suo valore e per la sua essenza. Mollica è stato travolto dall'affetto di tutti i presenti. E quando questo accade vuol dire che c'è grande amore per il cinema, che è quello che ci deve guidare sempre. Volevo dire qualcosina breve, fare due dediche, consentitemelo. Una dedica a mia moglie e mia figlia. Molte anche iniziative nello spazio della Regione Veneto per promuovere la nostra regione.